Buongiorno a tutti, ringrazio le colleghe Francesca Zotti, Sana Maria Vigon, Chiara Luisetto, giustifico Jonathan Montanariello che non è qua in corpo ma è in spirito e torniamo a fare quello che abbiamo iniziato a fare qualche mese fa e che il presidente della regione Zaia non fa, e cioè dire la verità sulla Pedemontana. Lo facciamo perché la superstrada Pedemontana Veneta è nei fatti l'unica grande opera che in questi lunghissimi 15 anni di era Zaia questa giunta ha messo effettivamente in campo, e proprio perché è l'opera più importante noi siamo convinti che si debba fare una cosa molto semplice, cioè semplicemente dire la verità ai veneti. Anche perché solo attraverso la verità poi il giudizio potrà essere compiuto, potrà essere reale. Viviamo in una fase in cui, diciamo, il presidente Zaia spesso dai social network racconta una realtà che non corrisponde al vero, e la strada pedemontana da questo punto di vista è l'emblema di questa modalità di affrontare i veri problemi che ha la nostra regione. Quindi oggi inauguriamo questa rubrica che proveremo a fare più o meno ogni paio di mesi per rifare i conti della strada pedemontana veneta, quelli che la giunta della regione del Veneto non vuole fare. Partiamo dal primo numero, è un po' centrata ma si capisce. Ogni volta che il presidente Zaia parla della Pedemontana si rifà alle previsioni di flussi di traffico e dunque di incassi previsti dal famoso TAC, terzo atto convenzionale, che nel 2017 la regione ha sottoscritto per far partire l'ultimo pezzo di opera. Fa riferimento a questo atto convenzionale infatti quando dice che per i primi 9 anni l'opera dovrebbe generare delle perdite, ma poi nei restanti 30 dovrebbe generare degli utili. Allora, partendo, diciamo, la cosa più semplice che possiamo fare in questa operazione verità è partire fin dall'inizio per vedere se i numeri che stanno dentro quel terzo atto convenzionale al quale Zaia continua a rifarsi corrispondono alla realtà. Allora, il 2015 è il primo anno di esercizio effettivo della strada pedemontana veneta. Secondo la TAC, il terzo atto convenzionale del 2017, avrebbe dovuto costare alle casse della regione 15 milioni di euro. In realtà noi sappiamo già, e lo sappiamo perché lo hanno detto loro quando abbiamo approvato il bilancio di previsione per il 2025, che per il primo anno hanno preventivato che la Pedemontana costerà invece 51,8 milioni di euro. Capite che già la differenza è significativa. Siccome però dal nostro punto di vista questi numeri non sono affidabili, abbiamo deciso di volerli verificare mese per mese per capire se il trend è quello di un allargamento della voragine o di un suo restringimento. E quindi siamo partiti guardando quali sono i flussi di traffico, o meglio gli incassi che la Regione del Veneto ci comunica sono stati introitati sulla strada pedemontana veneta nei primi 2 mesi del 2025. Come vedete, gennaio 10,2 milioni e febbraio 10,4 milioni. Ovviamente 2 mesi non sono sufficienti per esprimere un giudizio. Noi abbiamo provato a fare un calcolo, e cioè la media dei pedaggi mensili nei primi 10 mesi di esercizio dell'autostrada. Ricordo che la strada pedemontana veneta è nel pieno esercizio ufficialmente dal 1° maggio del 2024. Quindi abbiamo calcolato 10 mesi e ci siamo accorti che il pedaggio l'incasso medio è di 10,8 milioni al mese. Ovviamente ci sono mesi in cui si incassa di più, mesi in cui si incassa di meno. Come avete visto, gennaio e febbraio sembrerebbero essere sotto media. Abbiamo provato a tenere una media rispetto all'unica statistica vera che abbiamo affidabile, cioè i 10 mesi appena trascorsi. Se la stima che noi facciamo sulla base dei dati ufficiali, cioè questi 10,8 milioni, che peraltro è anche ottimistica se ci pensate rispetto ai primi 2 mesi dell'anno, dovesse essere confermata per i 10 mesi che mancano a finire l'anno, noi nel 2025 incasseremmo 128,7 milioni a fronte del canone fisso che, come sapete, la Regione si è impegnata a versare a SIS per il 2025. Se questo trend venisse confermato, la perdita del 2025 non sarebbero 51,8 milioni, ma sarebbero 72 milioni.
e quindi ai 58, ai 51,8 già accantonati bisognerebbe recuperare circa 20,1 milioni in più dal bilancio regionale. Ora, se noi volessimo invece credere alle previsioni del bilancio e ipotizzare davvero di restare sui 51,8 milioni, cioè di non dover rimettere le mani nel bilancio per finanziare la Pedemontana, abbiamo calcolato che l'incasso medio mensile della Pedemontana rispetto alla media, cioè ai 10,8, non agli effettivi di gennaio e febbraio, dovrebbe per marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre, cioè per i prossimi 10 mesi, aumentare di circa 2 milioni di euro al mese. Ora, questa cosa la diciamo noi, non la dice Zaia, ma sicuramente la sa anche Zaia. E dunque anche Zaia e anche la giunta regionale immagino siano preoccupati di questi numeri, perché si rendono conto che, diciamo, l'ottimismo che hanno sempre rappresentato in ogni occasione, evitando accuratamente di parlare di soldi, perché tutte le volte che De Berti e Zaia parlano di Pedemontana, fatalità, non c'è una volta che diano un numero. Questa preoccupazione immagino ce l'abbiano anche loro, soprattutto vedendo i flussi di traffico che riguardano il traffico cosiddetto pesante e il traffico leggero. Cioè il problema serio della Pedemontana non è tanto il fatto che è poco trafficata dai mezzi pesanti, ma che è pochissimo trafficata dai mezzi leggeri. E infatti un mese fa si inventano di fare un po' di sconti, no? Per i mezzi leggeri, una sorta di televendita carina in cui addirittura ipotizzano il 60% di sconto per i mezzi leggeri che transitano sulla Pedemontana per una tratta inferiore ai 25 chilometri consecutivi. E quindi con un piccolissimo acconto di 51 milioni riusciamo a accedere a questi sconti. Ma perché la Pedemontana? Perché poi si parla, no? Diciamo, nell'opinione pubblica la Pedemontana è cara, costa tanto, ma cioè tecnicamente quanto costa la Pedemontana? Abbiamo preso alcune tratte a caso pre-sconto. Per fare un tratto che va da Bassano a Breganze sono 3,20 euro, per fare Riese Piodecimo Treviso addirittura 6 euro, dal Tivole a Valle d'Agno 9,50 euro. Ora io non so esattamente chi abbia fatto le previsioni di flussi di traffico nel 2017 o in quale pianeta viva la persona che pensa che delle lavoratrici e dei lavoratori normali che devono andare dal Tivole a Valle d'Agno possano spendere 20 euro al giorno, andata e ritorno, per andare sul posto di lavoro. È una cifra che evidentemente è incompatibile con i salari e gli stipendi delle lavoratrici e dei lavoratori di oggi e che in parte spiega esattamente perché la strada pedemontana veneta è poco trafficata soprattutto dai mezzi leggeri, cioè dal traffico quotidiano che si deve spostare da un luogo all'altro. Però insomma Zaia e la De Berti con questa appunto televendita ci hanno spiegato che hanno capito che questo è il problema e che quindi faranno degli sconti per abbattere questi costi. E allora noi abbiamo provato a capire, alla luce dei numeri che vi abbiamo fatto vedere prima, quanto dovrebbe cubare, uso questa espressione che ora va di moda, questa manovra di sconto per poter, non dico stare sui meno 15 milioni che è la famosa previsione del 2017, ma anche solo per stare sui 51,8 milioni che già sono una voragine e quindi per non aggravare ulteriormente il bilancio della regione del Veneto. Noi abbiamo calcolato che ovviamente per incassare quei 2 milioni in più che servirebbero per stare sui 51,8 milioni, e cioè per avere quei 2 milioni in più dal traffico leggero, gli incassi da traffico leggero dovrebbero aumentare del 30%. Ovviamente questo a tariffe invariate. È chiaro che nel momento in cui devo aggiungere 2 milioni ma i pedaggi hanno lo sconto del 60%, la quantità di veicoli leggeri che deve transitare per poter compensare i 2 milioni, cioè aumentare del 30% gli incassi, vuol dire più o meno sempre a spanne che dovrebbero almeno triplicare il numero di veicoli leggeri
per poter incassare quei 2 milioni di euro che mancherebbero per evitare di allargare ulteriormente la voragine. Io non voglio aggiungere moltissimo perché dal nostro punto di vista i numeri parlano da soli. Siamo di fronte ad una questione significativa che impatta in maniera pesantissima, già a bocce ferme, diciamo così, sul bilancio della Regione. Denunciamo con forza la poca trasparenza che su questa operazione viene offerta dalla Giunta regionale. Con le colleghe abbiamo chiesto più volte una commissione congiunta per osservare i flussi di traffico con le assessori competenti. Da mesi chiediamo questo approfondimento in prima commissione, ma anche nella commissione trasporti, approfondimento che ci viene negato. Abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti per avere il documento in cui col quale la Regione avrebbe ricalibrato gli sconti, non ci è ancora stato fornito. Ora, io so che in questa Regione il Presidente Zaia è poco abituato a rendere conto delle cose che fa, perché nessuno mai gli chiede appunto di farlo. Noi su questo non intendiamo transigere. Siccome la Pedemontana inizia ad essere davvero un problema finanziario significativo per la nostra Regione, e siccome noi quotidianamente, le 3 colleghe sono tutte colleghe di quinta commissione, quotidianamente fanno i conti con i soldi che non ci sono per i bisogni delle persone, noi chiediamo al Presidente Zaia, alla Giunta della Regione del Veneto, di fare sulla strada pedemontana veneta un'operazione verità, cioè che iniziare a dire veramente ai veneti quanto è già costata, quanto costerà, e di avere un aggiornamento credibile di quel terzo atto convenzionale che racconta di una realtà che non esiste. Siamo molto preoccupati. Questo appuntamento veloce, così non facciamo troppe chiacchiere, prendiamo l'impegno di aggiornarlo ogni 2 mesi, perché ogni 2 mesi noi faremo il monitoraggio dell'andamento dei flussi di traffico sulla strada pedemontana veneta. Io non ho altro da aggiungere, se le colleghe vogliono aggiungere qualcosa, altrimenti mi pare che i numeri parlino più di tante altre chiacchiere che possiamo fare noi.